Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento è il dottor Alessio Lattuca nella sua qualità di rappresentante e presidente del Movimento per la Sostenibilità. Ringraziamo il dottor Lattuca per la sua disponibilità. Ecco, vediamo alla nostra sinistra un manifesto. Nasce il Movimento per la Sostenibilità, la difesa del territorio, il contrasto al rigassificatore, dire no a ridosso della Valle dei Templi. Per cui presentiamo ufficialmente il movimento attraverso questa intervista che facciamo proprio al Presidente. Allora, Presidente, come mai l'idea di questo movimento? Non è un'idea nuova, insomma è nel solco delle attività che abbiamo svolto in questo ventennio per contrastare un impianto pericoloso e invasivo qual è un rigassificatore a ridosso della Valle dei Templi, perché il rigassificatore è collocato proprio in linea con la buffer zone, che è la zona di rispetto stabilita dal protocollo UNESCO, per cui insomma, abbiamo ritenuto che per poter svolgere un'attività come questa sia necessario che le comunità siano informate e condividano il progetto, come prevedono le norme europee e applicate in Italia, in particolare la norma Seveso e la norma Arus, per cui entrambe le norme sono state disattese allorché, diciamo, nel lontanissimo 2004, 2005, 2006, una società, una SRL di fantomatici soci con solo 11.000 euro di capitale sociale, I famosi 20 milioni. Propone un impianto in una zona che peraltro è soggetta a sisma, per cui se c'era un posto da non scegliere, al di là delle altre considerazioni sulla pericolosità, sull'inquinamento e su tutta la salute dei cittadini e dei luoghi, ma la questione tipica di questa zona a rischio sismico. Ma loro se ne sono fregati, cioè lo avevano solo un interesse, il profitto, perché questa società, nata su iniziativa di una società, mi pare se non ricordo male, di Bergamo, si occupavano di tondino di ferro. Hanno deciso di promuovere, chissà per quale ragione inconfessabile, di promuovere un impianto a Porto Empedocle, da Bergamo a Porto Empedocle. E poi subito dopo vendono questa società per svariate decine di milioni di euro a Enel. Arriva nel lontano 2003, 2002, ora 2004, non ricordo esattamente, un commissario nominato a Porto Empedocle, perché nel frattempo il sindaco era stato sciolto. Credo che si chiamava Mattina. Mattina, il dottore Mattina, era proprio il componente del gabinetto del Presidente della Regione di allora. Questo signore pubblica all'albo pretorio questo progetto, ma ha commesso una serie non di errori, di orrori, a parte il fatto che la democrazia, al di là delle norme, prevede che se tu vieni a casa mia devi quantomeno bussare, cosa che non è stata fatta perché la tracotanza di questi soggetti è tale per cui qualsiasi norma del buon vivere e del buon senso non è prevista. Bene, è cominciato il nostro percorso, abbiamo reagito a questa iniziativa, abbiamo proposto ricorso al TAR e abbiamo vinto. Il TAR del Lazio, a cui ci siamo rivolti, non solo ha sospeso l'impianto, ma lo ha anche argomentato, cosa che non fa di solito il TAR, perché sa quando deve risolvere un problema il TAR dice sì o no a un provvedimento. In quel caso, siccome abbiamo avuto la fortuna di incontrare un magistrato di grande livello, l'ha argomentato con 30 pagine, dicendo perché no. Allora, poi loro hanno opposto al Consiglio di Stato, sono tutte storie che si sanno. Dopodiché hanno presentato, perché avevano sbagliato, hanno presentato un altro progetto, la SNAM questa volta, per un metanodotto da 7 chilometri che doveva attraversare la Valle dei Templi. Hanno sbagliato pure questa cosa, l'abbiamo opposta, l'abbiamo vinta perché questo metanodotto non era di 7 km, era di 14 km circa, 13,9 per l'esattezza, che attraversa il comune di Porto Empedocle, la Valle dei Templi, Agrigento, Raffadali, Ioppolo Giancaxi.
Tutti i comuni hanno detto no all'attraversamento di questo metanodotto, ma loro se ne sono fregate lo stesso. Hanno continuato, siamo arrivati al punto perché riparte questa storia, perché a febbraio di quest'anno, fine febbraio, primi di marzo, nonostante io negli anni abbia detto che questa storia non era sopita e che l'avevamo sempre addosso, mi pigliavano in giro, dicevano che non era vero, tutte le storie che conosciamo, diciamo, siamo arrivati a livello di pettegolezzo, perché pensavano chissà quale notizia avessi io, ma invece avevo delle notizie concrete, perché tutte le questioni che hanno a che fare con Agrigento e Porto Empedocle le trovi sui giornali finanziari, perché la questione di Porto Empedocle travalica il territorio. Non è un problema neanche nazionale, è un problema transnazionale se non planetario, perché oggi, come stiamo vedendo, l'energia non è un fatto locale, è un fatto di geopolitica addirittura. Certo. Bene, anche quando la città si è candidata a città per la cultura, capitale della cultura, c'era Filetto, io queste cose le ho dette nell'ambito di quella giornata e certamente il mio intervento non ha suscitato grande piacere, però già sapevo che le cose andavano in questa direzione, perché il progetto non è mai stato ritirato. A febbraio di quest'anno noi abbiamo saputo per caso che era stato affisso all'albero pretorio del comune di Agrigento un documento secondo il quale il comune aveva perso nei confronti di SNAM il ricorso presentato, diciamo, nell'ultimo mese di Marco Zambuto, perché l'abbiamo presentato in ritardo, l'abbiamo presentato al Presidente della Regione perché erano scaduti i termini per il TAR, perché c'è un inciso, tutte le questioni che hanno a che fare con i metanodotti non hanno 60 giorni, hanno 30 giorni di tempo per il ricorso. Abbiamo presentato, comunque è arrivato nel periodo di Firetto questa prima sentenza a cui Firetto, diciamo, ha opposto un altro ricorso, questa volta gerarchico. Questo ricorso presentato va in conclusione a febbraio di quest'anno, ma è stata una disonestà, perché è una disonestà questa sentenza perché ha creato un problema economico al Comune di Agrigento di circa 8.000 euro, perché SNAM non avrebbe dovuto portarlo a sentenza, perché nel frattempo era venuto meno il contendere, perché l'autorizzazione a cui si riferiva, la 400, era scaduta e loro lo sapevano. Invece l'hanno portato a sentenza per fare pagare il costo costi legali al Comune di Agrigento. Dopodiché noi abbiamo fatto, io personalmente, allora non c'era ancora il movimento, come presidente di Confimpresa, che ha sempre opposto le proprie considerazioni a questa Gentaglia, abbiamo fatto un accesso agli atti sia alla sovrintendenza sia alla capitaneria. Entrambi, devo riconoscere con molta velocità, proprio tempestivamente, hanno risposto. Ben Fari, il sovrintendente, ha risposto che le autorizzazioni erano scadute da tempo, entrambe, sia quello del rigassificatore che quello del metanodotto, e che praticamente non erano replicabili perché l'avevano già rinnovata. Lo stesso ha fatto la Capitaneria, le stesse cose, ma la Regione Siciliana, a cui ho fatto anche l'accesso agli atti, aveva detto che l'autorizzazione, la 400 di cui parlavamo, che era scaduta per ben 2 volte, l'avevano rinnovata per 2 volte, ma non era replicabile. Perché questa autorizzazione gli serviva? Perché fa il paio con un'altra richiesta che hanno presentato in prefettura per far autorizzare i loro uomini a poter entrare nelle terre che andrebbero espropriate. Quindi loro hanno fatto finta che ancora le autorizzazioni fossero vigenti, certo, e si sono fatto autorizzare, non so, questo lo impugneremo, dal prefetto di Agrigento, che autorizzerebbe i loro uomini a entrare nei terreni che andranno confiscati. Perfetto. Noi perché abbiamo fatto anche tutta questa ambaradan, chiamiamo? Perché nel frattempo tale Starace, amministratore delegato di Enel, ha dichiarato, tu ricorderai che ci sono stati i sindacati che si sono attivati, il lavoro, tutte cavolate, perché il rigassificatore non porta lavoro, porta solo danno, perché bene che vada potrebbe portare 30-40 dipendenti, ma già li porta un albergo 30-40 dipendenti.
ma in ogni caso quei dipendenti che andrebbero in un eventuale rigassificatore sono talmente specializzati che non li troverebbero su questo territorio. Ci sono altri interessi nella, diciamo, struttura da realizzare, che varrebbe 700-800 milioni di euro, 600, quello che è, perché già hanno trovato pure Pizzini, e noi lo sappiamo. Già avevano fatto degli appalti con dei soggetti che sicuramente non erano... No, ma ancora adesso è intervenuta la DIA. La DIA ha studiato il progetto da 5 anni, 6 anni, l'ha restituito mesi fa alla Procura di Agrigento perché non ha rilevato l'associazione a delinquere, e quindi la mafia, ma lo ha, diciamo, derubricato a, diciamo, con un reato minore, che è quello della corruzione. Ma c'è la corruzione, ancora non se ne sa nulla, perché la Procura di Agrigento sta indagando. Allora, lo Starace ha dichiarato che era pronto a investire 1,5 miliardi. Guardate quanto è strana questa cosa. Questo signore, senza saperne nulla, probabilmente non l'avevano informato bene, io spero per lui che sia così, tant'è che io ho mandato una nota al Presidente del Consiglio, a Draghi, dicendo che se questo signore l'ha fatto in buona fede, secondo me non ha il livello per gestire una società di questa dimensione, perché non ha uno staff che lo informa adeguatamente, perché una struttura come questa, miliardaria, di questo livello, una multinazionale di questo livello, non può commettere questo errore. Se l'ha fatto in cattiva fede, peggio, perché ha imbrogliato. Io ho detto che, ce l'ho qua, aveva detto delle falsità, il bluff dei soliti noti. Questa è la lettera mandata a Draghi. E poi ha fatto un altro errore, ha, come dire, valutato l'opera 1,5 miliardi, mentre noi sappiamo da sempre che quest'opera vale 600 milioni. Questo perché? Che nel frattempo l'Europa, mentre fa delle politiche per contrastare il riscaldamento climatico, tutte le questioni che sappiamo, lo stesso Draghi, prima a Milano, a Roma, a Milano e poi a Glasgow, ha dichiarato che bisognava aumentare il livello diciamo, delle emissioni, da 30% portarlo a 40%, e poi è stato portato già questi mesi scorsi a 55%. Quindi l'Europa, con Next Generation EU e con le politiche che sta facendo la von der Leyen, vuole portare alla decarbonizzazione il continente. Nel frattempo cosa fanno? Loro stessi, questi signori, diciamo, fanno delle cose, diciamo, non incoerenti, asincrone. Cioè non so perché, non lo so, è un problema di classe dirigente a questo punto. Loro stessi classificano il 17 di luglio di quest'anno, in riunione congiunta tra Parlamento e Commissione europea, viene con 398 voti a favore e 370 voti contrari, ma c'erano nel frattempo 500 lobbisti del gas lì dentro, hanno approvato il gas, l'hanno inserito insieme al nucleare dentro la tassonomia, che è il sistema secondo il quale vengono classificati gli elementi che sono invasivi, che inquinano rispetto a quelle, e quindi avranno i contributi del PNRR. E già, infatti, SNAM sta facendo un gasdotto ad Agrigento in cui c'è il contributo PNRR. Quindi cosa pensava Starace? Secondo me, a pensare male si fa peccato, però di 1,5 miliardi piuttosto di 600, piglio l'80% di contributi, e praticamente non solo non ci spendo una lira, ma recupero tutti i soldi investiti male, perché non dimentichiamo che questa operazione Enel, denaro pubblico, è costato parecchie, io ho una dimensione intorno ai 100 milioni di euro. Cosa hanno fatto non si capisce bene, però sono cifre enormi, perché l'hanno pagato da 30 a 40 milioni di euro, e l'amministratore delegato, a me, non ha avuto come dire, l'onestà di rispondere seriamente. Perché io gli ho fatto una domanda davanti al vescovo anni fa, gli ho detto: lei mi deve dire dov'è iscritta al bilancio di Enel la provvista, è usato questo termine adeguatamente, certo, la provvista, tecnico, per comprare una società che valeva 11.000 euro. Perché l'avete valutata a 40 milioni? Allora, non so. E lui mi ha detto, siccome il tema di quel giorno era la città chiede ed Enel risponde nella sala del trono del vescovo, disse: guardi, se lei si va a vedere
il sito dell'antitrust, troverà quello che le serve. Io guarda, io non so dove è il sito dell'antitrust, non ho un computer e non ho un telefonino, voglio saperlo da lei perché lei oggi è venuto qua per darmi delle risposte, che non è in grado di dare. La sua reticenza, d'altro canto, la dice lunga sul suo, come dire, sulla condizione in cui versa questa iniziativa. Quindi diciamo questo è il... Noi a questo punto abbiamo cominciato a definire, io ho mandato un documento di 22 pagine a tutti i deputati nazionali, ai partiti, alle istituzioni, al Presidente della Repubblica, in cui ho spiegato i termini della questione dalla nascita ad oggi, dicendo anche qual è anche la lettera di Benfari del 11 aprile, che è questa, che ha mandato al Ministero e a tutti gli organi dello Stato, in cui diceva i motivi per cui non avrebbe più dato alcuna autorizzazione e ha spiegato che i suoi colleghi in precedenza avevano sbagliato perché una cosa del genere in questo territorio non poteva nascere. Tant'è che ancora oggi, con le persone con cui parlo, ieri ero all'università, che ho avuto una riunione con dei professori, e mi dice: ma è possibile mai una cosa del genere? Guardate, è possibile mai? In Italia c'è una legge, la 42, che è il vincolo paesaggistico. Noi siamo dentro. Noi siamo il Parco della Valle è istituito per legge, il Parco Pirandello è istituito per legge, il Parco Mediterraneo è dentro il porto è stato fatto con i resti del Tempio di Giove. Dico, ci sono tutte le condizioni per cui sarebbe una zona intoccabile. I beni culturali della città hanno un valore talmente straordinario che è impagabile. Allora mi chiedo, perché tu vuoi distruggere il paesaggio? Per fare l'hub del gas. Allora noi abbiamo cominciato a preoccuparci e poi purtroppo le mie sensazioni si sono rivelate vere, fondate. Perché qualche mese fa, prima che cadesse il governo, a Sorrento è stato fatto un convegno sulla questione del Sud. La ministra era la ministra Gelmini. No, la ministra di Forza Italia, che è passata, non mi viene, è passata ora con Calenda. L'altra. Quella per il Sud. No, per il Sud. Sì, ho capito, va bene. Comunque, sì. La ministra, insieme alla Gelmini c'era... Perfettamente. La ministra Carfagna. Carfagna, perfetto. Purtroppo l'età incide. La ministra Carfagna ha fatto un convegno organizzato al gruppo Ambrosetti. Mai si era visto qualcosa del genere, questa, diciamo, risonanza, questa propaganda rispetto a una questione dove va tutto il governo, ma insieme a tutto l'establishment della finanza e del gas e del petrolio, tutte quelle del fosso. C'erano anche lì centinaia di lobbisti presenti. L'unica cosa che hanno deciso per il Sud è stata che diventerà l'hub del gas, e l'hub del gas parte da Porto Empedocle. Questo fa il paio adesso con le dichiarazioni dell'attuale Ministro dell'Ambiente, che gli è sfuggito dal seno questa cosa, perché non è che sia così sveglio da capire che gli altri stanno nascondendo. Ha parlato liberamente, ha detto che ci sarà anche il raddoppio della dorsale della SNAM, perché questa dorsale non potrebbe al tempo stesso aumentare. Perché parli di Picchetto, no? Picchetto, questo nuovo ministro. Una dichiarazione su Repubblica di 4 giorni. Te l'ho mandata. Ho letto con interesse l'articolo. Te l'ho mandata perché sono cose che gli agrigentini probabilmente c'è scritto che il rigassificatore di Porto Empedocle dovrebbe erogare dagli 8 ai 12 miliardi di metri cubi. Perfettamente. E noi ci troveremo una bomba al fulmicotone, peggio di una bomba atomica, a casa nostra, a 500 metri da un asilo nido, dentro le case delle persone, degli empedoclini che probabilmente non danno il giusto valore a questa cosa, ce la troveremo a casa. Non solo, c'è un'ipotesi che è sempre tra le righe, che ci sia anche un deposito di GNLL, che siccome adesso c'è un problema che hanno tutte le riserve piene, e poi non è vero che ci sia l'emergenza, perché mi devono spiegare come mai hanno fatto tutti gli extra profitti e hanno esportato quest'anno
questi signori del gas il 600% rispetto all'anno precedente. Quindi se avessimo avuto problemi di gas, quindi lo vogliono vendere, quindi è un problema mercantile, di profitto, di speculazione, perché tanto poi non vogliono neanche pagare le tasse, perché Draghi aveva fatto una leggina per fargli pagare solo il 25% degli extraprofitti e l'hanno impugnato al TAR, anche questo. Quindi abbiamo a che fare con soggetti che col denaro pubblico, quindi con i nostri soldi, sono boiardi di Stato, con i nostri soldi fanno quello che vogliono, cioè esercitano un potere che è superiore a quello della politica, anzi la politica li deve seguire, altrimenti ci sono guai. Allora, bene, questo è il quadro, questo è, diciamo, abbastanza dettagliato e succinto, devo dire, considerando i tanti anni che sono passati, considerando le varie fasi, diciamo, che ricordo noi abbiamo sempre documentato. Ricordo l'incontro anche a Porto Empedocle quando venne l'AD dell'Enel, insomma, varie situazioni. Tornando ora al movimento, un attimo, ecco, il movimento racchiude vari esponenti della società civile del nostro territorio ed è rappresentativa di varie espressioni della nostra realtà. Ecco, parliamo anche del movimento. Allora, diciamo una novità credo per la nostra città, perché giorni fa una persona a me molto vicina mi dice: tu ti lamenti, perché io mi lamento sempre, cioè perché cerco di fare sempre meglio le cose che mi capita di fare. Ma dice, in questa città non ho mai visto un movimento, se non quelli artatamente posti in essere per fare durante le elezioni, che abbia avuto un riscontro di più di 3 persone. Mi faceva. Io devo dire che questo movimento, e tu ne hai visto qualcosa perché hai partecipato e ti ringrazio per questo, tu sei sempre attento alle questioni, ai fermenti, io lo considero un vero e proprio fermento. Intanto ci sono dentro varie associazioni, a partire dalla mia, io sono il presidente di Confimpresa, c'è un consorzio che si chiama Emedit, c'è la Confesercenti, Italia Viva, WWF, Mare Amico, Salvare la Valle Templi, che è lo storico Gaetano Garziano, che è nel consiglio direttivo, insomma, e poi, ora dimentico altri nomi, c'è la Proloco di San Leone, insomma, c'è un Mimmo che ha ci sono altre 7-8 associazioni, Spiagge Pulite, tutte quelle insomma, che si c'è stato un'adesione, un accoglimento un po', diciamo, non so per quale, chissà per quale alchimia. Evidentemente si sente il no, problema. È probabile che ci sia. Dovuto anche da questa guerra, da questo aumento di necessità energivora. Guarda, era precedente, no? E più che altro io credo che anche sono tutte persone che in qualche modo hanno a cuore il discorso dell'ambiente, della lotta al riscaldamento climatico. Sono tutte questioni che ormai sono di normale gestione, mentre prima c'era un sistema elitario su queste. Oggi chiunque parli sa perfettamente che dobbiamo fare i conti con una realtà diversa rispetto al passato, ci dobbiamo attrezzare. Sono tutte persone che sono contrite. E non è un problema ideologico, è un problema ideale, mettiamolo così. Probabilmente io ho giocato anche la partita perché siccome io non ho mai strumentalizzato questa cosa, nonostante le pressioni politiche che ho avuto, sì. Per cui sulla mia, come dire, trasparenza nulla questio, tant'è che io, anche se non volevo farlo, hanno pressato perché facessi il presidente. E poi c'è un bel consiglio, perché nel consiglio c'è Claudio Lombardo, Peppe Vita, Pachito Danile, Rosanna Piscopo, insomma, Guido Bissante, insomma, è molto, la Presidente d'Italia Nostra, Giovannella Riolo con l'associazione dell'UNESCO, insomma, e molte persone si sono avvicinate e si stanno iscrivendo fisiologicamente. Insomma, devo dire una cosa, che ci sono molte donne. È una novità, sì. Diciamo all'80% sono donne, per cui è possibile che le donne rispetto al tema abbiano una sensibilità superiore, probabilmente pensano ai figli più di quanto ci pensiamo noi. Quindi diciamo che questo movimento si propone, è apolitico, per cui non ha un riferimento, noi apriamo a chiunque, destra, sinistra, centro, non perché siamo come 5 Stelle che non riconosciamo
non facciamo differenza tra progressisti e conservatori, perché è un elemento questo che divide, che unisce, che non divide, è un problema che ha a che fare con la nostra vita e la nostra salute, per cui non ci sono storie di destra e di sinistra, di poltrone, è tutto volontariato, per cui insomma, stiamo cercando... Ricordo che già a settembre c'è stato un primo fermento con una manifestazione che si è fatta a Porta di Ponte, quindi già questo è stato... Sì, diciamo che risvolti ha avuto questa protesta? Ha avuto molte risvolte perché, per esempio, ci hanno chiesto le scuole, ora stiamo andando avanti, il giorno 17, prima del giorno 17 faremo un incontro, si è candidato anche un Lions, con un Lions per fare un incontro con loro e poi abbiamo aperto alle scuole, avremo una riunione, oggi mi ha chiamato il nuovo presidente della consulta giovanile, e poi stiamo cercando di coinvolgere, diciamo, il rappresentante dell'istituto, perché è una cosa che le scuole dei giovani sentono più di noi, per cui diciamo, ho rilevato... L'effetto Thunberg. Perfettamente, ho rilevato un maggiore interesse dei giovani. Dai suoi frutti. E poi il 17 alla Camera di Commercio ci sarà un incontro che si chiama Firma per il 17 Clima. dicembre. 17 dicembre, Perfetto. è sabato mattina dalle 9 alle 13. Oggi mi hanno confermato la sala perché avevano qualche problema, l'hanno confermato poco fa. Io ho già fatto partire, probabilmente è già arrivato un invito, inviteremo tutti i sindaci che hanno a che fare con il fronte office sul mare, che sono Siculiana, Realmonte, fino a Sciacca e fino a Licata, nel senso che qualsiasi cosa si faccia oggi a mare ha un'implicazione non a ridosso, ma ha implicazione molto più estesa di quelle che noi pensiamo. È la dimostrazione che gli errori fatti su questo luogo hanno una ricaduta sulla caduta dei massi che c'è sulla 640, che probabilmente perderemo da qui a poco. Quindi diciamo, tutto quello che accade a mare, io non me ne sono occupato nella mia vita, ma ho dovuto studiare per queste cose, ho dovuto approfondire. Abbiamo fatto un numero di ricorsi per cui non si potevano studiare. Oggi approfondiremo di nuovo perché abbiamo le risorse intellettuali all'interno di questo gruppo, anche perché abbiamo creato anche un centro studi e un centro di formazione all'interno del movimento, che ancora devono essere nominati gli organi, ma stiamo aspettando che entrino un po' di giovani per vedere chi di loro vorrà, come dire, collaborare a questa iniziativa. La giornata di sabato 17 è orientata appunto per dare un'informazione, per fare che cose come abbiamo fatto già il 15, che il 15 abbiamo esposto 30 pannelli in cui abbiamo fatto vedere visivamente i danni che può fare un rigassificatore, ma non cose che ci siamo fotografie che abbiamo preso da internet rispetto a quello che è già accaduto nel mondo, e quando dicono che non è vero che può fare danno, dicono una falsità. Tra l'altro ho letto questo articolo che mi ha mandato, il governo sembra l'ENI vuole 4 rigassificatori, Sì. Dove appunto la D dell'ENI, Claudio Descalzi, insieme al ministro per l'ambiente appunto Frattin, oltre, diciamo, vuole 4 rigassificatori, quello di Gioia Tauro e quello di Gioia Tauro ha già Portempedocle. detto sì, ma chi? Il presidente della Calabria, Occhiuto. Ma io sono in contatto con i ragazzi che si occupano di Gioia Tauro, che verranno ad Agrigento a breve e probabilmente vengono il giorno 17, come sono venuti ad Agrigento quelli di Piombino. La loro idea? Perché noi siamo nella rete nazionale. Io nella rete nazionale, diciamo, ho qualche... E a Gioia Tauro cosa pensa? Che non ne vogliono sapere nulla, ma è una cosa da folli. Cioè, siccome il signor probabilmente Occhiuto è stato messo lì per questo, è probabile, e siccome sarà nominato commissario, farà come ha fatto a Piombino il commissario nominato dalla regione toscana, il presidente della regione toscana, Gianni, che in 120 giorni ha rilasciato le autorizzazioni, senza tenere conto delle 129 osservazioni presentate ai 129 enti diversi, compreso noi. Noi come movimento abbiamo fatto l'osservazione su Piombino il 28 di agosto, abbiamo mandato 30 pagine di osservazione dicendo quali erano le ragioni per cui lì non si può fare, che sono identiche a quelle per fatto antropologico rispetto a quelle di Agrigento. Magari Piombino non ha i beni culturali della Valle dei Templi, però il porto di Piombino è pure un porto piccolo che già ha dei problemi con le acciaierie. Se non erro, mi pare che Piombino dovrebbe
essere la nave, la tundra. spostato. No, è la tundra, per 3 anni avranno una nave di 328 metri a ridosso del porto, interdirà la navigazione, l'entrata e l'uscita dei traghetti che vanno nelle isole, c'è l'acquacoltura accanto, cioè praticamente mette in discussione un'economia che vive di questo ed è un dramma per quella gente. Io le ho sentito ogni giorno, è un dramma perché è una cosa così come qua, se dovessero fare il porto verrà interdetto. No, interdetto alla navigazione, ma non ci sarà neanche il traghetto per Porto Empedocle, per Lampedusa e Linosa, perché siccome nel momento in cui c'è la nave che entra ogni 2 giorni, il traghetto non potrà né partire né arrivare, quindi lo dovranno spostare a Trapani probabilmente. Voglio dire, gli agrigentini tutte queste cose non le sanno. La Capitaneria di Porto ha dato una delle prescrizioni, 29 prescrizioni, che non sono state inserite nella conferenza di servizio, hanno commesso un illecito. Il capitano di allora queste cose le ha dette e il dischetto è alla Procura della Repubblica. Nelle 29 prescrizioni c'era il fatto che l'interdizione non ci poteva essere per il traghetto, quindi se il traghetto poteva entrare e uscire, la nave non avrebbe potuto fare nessun movimento. Quindi diciamo erano 2 cose che contrastavano tra di loro e appunto per questo non l'hanno inserito in conferenza. È ovvio che adesso non lasceremo passare una virgola, anche se Draghi purtroppo ha fatto una norma liberticida, perché questo signore che si proponeva nominato dalla Chiesa capo della conferenza, poi alla fine fa le cose che fanno tutti certi politici. Ha fatto una norma che è stata approvata dal Parlamento, da questo Parlamento, di nominati, secondo la quale in 120 giorni si deve chiudere un procedimento e non si tiene conto né della VIA, che è la valutazione di impatto ambientale, che è prevista è una norma rigorosissima che tiene conto della salute, della sicurezza, della pericolosità e neanche della VAS, perché a Piombino per esempio avrebbero dovuto fare la VAS perché c'erano già elementi precedenti rischiosi e non l'hanno fatto. Insomma, in nome dell'emergenza... Ma quale emergenza? Tutto... È una buffonata, è una foglia di fico che certi soggetti utilizzano per i loro fini. No, io non faccio fatica, mi denunciano, ma io queste cose le ho scritte in questo articolo che è stato pubblicato il 5 di dicembre su un giornale che si chiama Italia Libera, un giornale di livello nazionale che si occupa di problemi non solo ambientali, ma di... E ho detto, rigassificatore, come prima, peggio di prima, Piombino è la sospensione della democrazia, perché non è solo un fatto né economico, né solo, ma è un problema di diritti. I cittadini non possono essere vessati da soggetti che non hanno nessun ruolo se non quello di fare affari. Cioè la politica deve recuperare il proprio ruolo decisorio, cioè la politica non può lasciare campo libero a soggetti come questi, che un economista di un certo livello diceva che è gente che pur di fare profitto sarebbe capace di mettere le stelle in borsa. Ma il nuovo governo, per cui diciamo, parliamo del governo Meloni, già con queste dichiarazioni diciamo, di Picchetto, vuol dire il governo Meloni è nel solco di quello precedente, cioè, sta facendo tutte le politiche di Draghi, ma per cui non, anche peggio, perché mentre prima... Anche i nuovi parlamentari, insomma... Scusami, mentre prima, diciamo... Cosa possono fare? Avevano un certo pudore, forse. Questo ministro o non capisce quello che dice, o non ha nessuna vergogna a dire le cose che dice, perché questa è una cosa talmente vergognosa che un ministro non dovrebbe dirla. Allora, il problema oggi è un problema politico, un politico di democrazia. Cioè io, cittadino di questo paese, non posso essere violentato in questo modo. Facendo delle leggi che sono di fatto liberticide. Il decreto 50 fatto da Draghi dice che non deve il percorso non deve neanche tenere conto del sistema ambientale, cioè della legge 42, ma è paradossale poi un'altra cosa, ci sto riflettendo, questo stesso Parlamento, per dire quanto sono incoerenti, asincroni, fuori dal mondo,
questo Parlamento aveva approvato una legge costituzionale nel silenzio assoluto, perché mai nessuna legge è passata all'unanimità come questa. Ha implementato l'articolo 13 della Costituzione che per la tutela del patrimonio e dei beni culturali e ambientali, introducendo in più, ha migliorato di cautela non solo per l'ambiente e per i beni culturali, ma anche per gli animali, e ha aggiunto alla fine nell'interesse delle future generazioni. Mentre faceva questo, fa una legge che è assolutamente un ossimoro, contraria in tutti i sensi a questa norma costituzionale. Tu non puoi fare un decreto legge che viene poi ratificato per superare una legge come la 42 che ha un rigore e un'importanza notevole per il Paese. Significa che tutti i beni culturali e ambientali possono essere messi in discussione da questi soggetti che ne fanno carne di porco. Questa è la realtà. Una parentesi, ecco, abbiamo saputo anche che a Porto Empedocle c'è stata un'altra società che ha presentato un progetto relativamente abbiamo già a diversi chilometri di pale eoliche credo da Sciacca a Gela, se non ricordo male. Ti spiego. Ecco, parliamo anche di questa cosa che non è di secondo piano, noi abbiamo pure fatto avremo una costa praticamente con questi tolli per tutto abbiamo fatto l'accesso agli atti il mar Mediterraneo, per cui informiamo l'opinione pubblica, che è il dovere che dobbiamo fare noi finché ce lo consentiranno, noi emittenti televisive locali. Ma tu fai il tuo dovere e fai una cosa molto importante per la quale io già ti ringrazio. Informiamo anche di questo fatto, che è un fatto importantissimo. Immaginate voi tutti questi tolli con le pale da Sciacca, se non ricordo male, fino a Gela. Com'è la cosa lì? Allora, aggiorniamo, informiamo l'opinione pubblica. Abbiamo già fatto l'accesso agli atti alla Capitaneria, ma non ci siamo limitati noi a farla come movimento. Io l'ho fatto prima come Confimpresa e poi come movimento. Che c'erano delle scadenze anche lì, famosi 60. Abbiamo presentato già delle osservazioni e ho fatto in modo che lo facessero anche i comuni. Da Sciacca l'ha fatto sia il sindaco che il consiglio, ma le marinerie sono intervenute perché hanno presentato un progetto a Porto Empedocle chiedendo un'area di 346 chilometri quadrati, cioè quanto tutta per dare un metro, Lampedusa è 11 km quadrati, quanto tutta la provincia di Trapani, cioè a Vasciofunno si chiama, di fronte a Agrigento, che quella operazione interdirebbe la navigazione a chiunque, sia a scopo commerciale sia a scopo diportistico, per fare un impianto eolico a mare. Ecco, eolico. E si sposa perfettamente con l'idea del rigassificatore, perché secondo noi, e non solo secondo me, il progetto è che Porto Empedocle diventi non solo l'hub del gas, ma l'hub dell'idrogeno, perché l'idrogeno azzurro si produce mettendo insieme energia rinnovabile e gas con l'acqua del mare. Quindi qua si chiude il cerchio, noi diventeremmo, potremmo dimenticarci le attività turistiche, l'attività balneare, la pattumiera, perché non capisco perché Catania non ha potuto avere un impianto, quello dell'Intel, in cui ci sono state hanno sgomitato tutto, alla fine l'hanno fatto a Torino. Però qua, le porcherie in Sicilia e ad Agrigento in particolare, perché Agrigento, peraltro, non conosco un politico, tranne qualcuno dei 5 Stelle, Ida Carmina, l'ex Di Caro, Sodano, che sono vicini a noi, nel senso che Sodano fa parte del Consiglio del Movimento, Di Caro si è avvicinato, poi non è stato eletto, ma comunque è sempre informato delle cose che e Ida Carmina fa parte pure del Movimento. Ma altri politici, io so solo una cosa, in Commissione Ambiente i politici siciliani hanno votato tutti a favore del rigassificatore, perché dovevano votare contro una risoluzione che aveva presentato Di Caro e hanno votato tutti contro questa risoluzione alla regione siciliana. Per cui chi ci deve difendere? Io chiedo anche ai politici, se c'è qualcuno che ascolta questa trasmissione,
se c'è qualcuno che ha delle sensibilità in questo senso, che si faccia avanti e noi gli diamo tutto lo spazio possibile. Quindi torniamo a Porto Empedocle. Porto Empedocle. All'impianto, insomma. L'impianto, questo progetto. Questo progetto ovviamente... 346 km. 300 significherebbe che si appropriano per sempre di uno specchio di mare che per noi è importantissimo per l'attività, mettendo in discussione totalmente. Peraltro io mi chiedo anche un'altra cosa. Questa città ha adottato un piano strategico molti anni fa, un piano strategico che ha al proprio interno, nella propria missione, il recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, l'agricoltura di qualità, lo sviluppo turistico, lo sviluppo ambientale, tutte questioni che cozzano con queste iniziative, ma se le vadano a fare dove si possono fare. Io dico, allora, noi abbiamo chiesto anche, non è che siamo ideologicamente contro, abbiamo detto anche al Presidente del Consiglio Draghi, piuttosto di perdere tempo a fare sta legge, avrebbe fatto bene prima a fare il piano energetico nazionale, che prevede come un piano regolatore di una città, prevede dove si possono fare e dove no. Certo. Allora loro sostengono, ma le regioni non ci danno conto. Io ho detto anche, create la situazione sostitutiva e commissariate le regioni che non inadempienti. Certo, giusto. Non abbiamo avuto alcuna risposta, perché tanto da questo orecchio non vogliono suonare, loro devono fare come fanno gli abusivi, di farlo nei posti che a loro fanno più comodo, tant'è che si stanno comprando mezza Sicilia e affittando, che vedremo riempita di pannelli fotovoltaici e di altre forme di energia alternativa. Allora, il problema è grave perché noi non possiamo sottrarre territorio alla pesca e all'agricoltura per fare, perché se faremo energia avremo l'energia ma non avremo alimentazione, cioè sono delle cose che vanno coordinate, certo. Ci vuole buonsenso, ci vuole persone competenti che se ne occupano, quindi non è una cosa perché Draghi se la pensa, fa un decreto legge e dice snelliamo le procedure e le facciamo dove vogliamo. È una vergogna questa, è una cosa che non ha nulla a che fare con le classi dirigenti, è un problema arraffazzonato. Allora dico, è una cialtroneria, così ci capiamo meglio, è una cialtroneria. Allora, questa città subirà, ovviamente noi ci batteremo, usco e di morte, me sono 18 anni, che noi gliel'abbiamo fatto fare, ancora ci sono 3 ricorsi attivi. Partiremo di nuovo e vuol dire che i prossimi anni li dedicheremo a ricorrere, perché tanto questi quindi, non si fermano. Chiudendo la parentesi di Porto Empedocle, avete fatto un ricorso? No, ancora ricorso non abbiamo fatto, abbiamo presentato le osservazioni. Perfetto. E quindi vedremo cosa succede. Chi deve decidere? Allora, è una situazione che allora, io ho chiamato stamattina il sindaco di Porto Empedocle, Martello, mi ha detto che era in macchina, l'ho chiamato parecchie volte, non mi ha ricevuto perché ha altri impegni, se non mi riceverà io lo inviterò in una trasmissione televisiva, anche perché gli ho mandato un'istanza mesi fa con cui abbiamo... Ma è il comune di Porto Empedocle il comune che deve dovrà essere o la capitaneria? Si dovrà attivare una conferenza di servizio, non è che solo il comune di Porto Empedocle probabilmente sarà capofila e poi ci saranno il comune di Agrigento, di Favara, Licata, Realmonte, Villa... Penso che ci saranno... Stiamo osservando, non gli lasciamo fare nessun errore. Allora, l'ho chiamato perché, non so se ti ricordi, il giorno 15 di settembre, noi abbiamo presentato, tra le altre cose, due cose. Per il Comune di Porto Empedocle gli abbiamo chiesto di aiutarci a trasformare l'area ex Monte Edison in un parco urbano. Abbiamo intenzione di piantare 5.000 alberi e quindi trasformare un luogo degradato, fatiscente. Parli del riempimento ASI? No, parlo di tutta l'area, a partire dal Pala Moncada fino al Zona Caos. Non ci ha risposto. Lo vogliamo fare a nostra cura e con diciamo, i soggetti che volontariamente compreranno un albero da piantumare. Non ci ha risposto. Io spero che lunedì, mi ha detto lunedì mattina la chiamo io, spero che mi chiami. Al Comune di Agrigento invece abbiamo chiesto intanto di fare ricorso alla questione di cui parlavo poco fa alla prefettura, non so se l'hanno fatto, e quindi incontrerò anche il sindaco di Agrigento per vedere a che punto è, perché lui ha dichiarato pubblicamente
nell'assemblea che abbiamo fatto, e c'eri pure tu, mesi fa, che di essere contrario. Di essere contrario e che avrebbe agito con noi in tutte le sedi. Quindi io spero, siccome so che è persona d'onore, è persona seria, non penso che cambierà opinione. Quindi siamo in una fase di grande elaborazione di tutti i problemi e abbiamo una serie di problemi. Abbiamo un piano di sviluppo socio-economico del territorio che ha a che fare soltanto con la sostenibilità. Cioè noi non vogliamo questioni invasive, vogliamo che le future generazioni possano rientrare da dove sono partite e che troveranno un ambiente più favorevole. Non certamente noi vogliamo creare le condizioni perché questo accada, ma poi i giovani devono agire, devono impegnarsi, devono collaborare. Questo è il nostro pensiero, spero che possa trovare attuazione. Quindi arrivato a questo punto, come concludiamo questa trasmissione? Cioè qual è, diciamo, il tema è l'obiettivo imminente? L'obiettivo è il movimento... Allora, l'obiettivo è che il 17 dicembre c'è questo incontro alla Camera di Commercio. Bene. È giusto? Allora, tu poco fa non hai parlato dei 4 temi che c'erano sotto. Perfetto. Per la decarbonizzazione, per la lotta al riscaldamento climatico, per la tutela della biodiversità, per l'equilibrio tra comunità e natura. Perfetto. Unisciti a noi e aderisci. Cioè noi speriamo che tante persone che hanno a cuore, così come è già accaduto nella nostra città, non dimentichiamo che circa 8.000 persone sono andate a votare contro e nessuno c'è stato un referendum, li ha tirati per la giacchetta, l'abbiamo soltanto informati, sono venuti liberamente e abbiamo anche capito che questa città non è solo quel negativo di cui si parla, che nella città ci sono delle persone che probabilmente non si espongono, certo, magari sono riservate, che però sono diverse da quelle che in qualche modo noi conosciamo come attori principali, persone che, come quelle che hanno già aderito, che hanno pagato la quota, non è che hanno aderito così, hanno pagato una quota per essere soci, non come le tessere di partito, certo, sono cose serie. E quindi speriamo che questo movimento possa trovare un accoglimento, perché qua nessuno vuole fare carriere politiche, perché se fosse così le avremmo già fatte. Vogliamo soltanto che in questa città ci siano elementi favorevoli e che si possa concorrere davvero in futuro perché questa città possa essere capitale della cultura in futuro. Perché al momento non mi pare che le condizioni siano favorevoli in questo senso. Allora, questa città ha bisogno di parlare ai giovani, che i giovani sono destinati tutti ad andare via o a stare davanti a un bar con un bicchiere in mano. Le mie figlie se ne sono andate, per cui io lo dico in funzione anche della mia esperienza, e tanti amici, figli di amici miei, se ne vanno, ma perché... non c'è futuro. Allora, un proverbio siciliano, cofuire non è vergogna, ma è salvamento di vita. Allora, il problema è che a queste persone tu devi parlare un linguaggio credibile, devi utilizzare, perché questi possono sapere che hanno a che fare con persone che hanno un'idea diversa di città, che questa città ha tutte le precondizioni per essere una città importante, che oggi ci sono i fondi, il PNRR, i fondi della coesione territoriale, i fondi del Port Sicilia, sono tanti, ma se non c'è qualcuno che li chiede, queste città non le avrà mai. Certo. Sul PNR noi siamo totalmente fuori, però, tranne qualche vecchio progetto probabilmente è stato riciclato, ma non ho visto nulla di nuovo. Per esempio, la chiusura dell'anello autostradale Siracusa-Mazara del Vallo, per esempio, che ora peraltro si può fare con più facilità, perché è Gela Castelvetrano, quindi sono pochi chilometri. Renderebbe questa città raggiungibile. L'aeroporto potrebbe essere una cosa importante, anche di terzo livello. Il miglioramento del porto di Porto Empedocle per renderlo più accogliente per le navi da crociera e per farne un uso diverso da quello che si fa adesso, il raddoppio della Palermo-Agrigento, il raddoppio della linea ferrata Palermo-Agrigento per Caltanissetta, perché ormai con Caltanissetta si possono fare tranquillamente delle politiche comuni. Ci sono nel nostro progetto, non è che noi siamo contro le novità, certo, siamo contro le cose che rovinano il territorio, che sono pericolose, che inquinano e che hanno un problema, creano un problema alla salute delle persone. Quindi diciamo, noi siamo progressisti e in quanto tali vogliamo fare delle cose a favore della città. È prevista anche una manifestazione popolare? Assolutamente sì. Intanto la premessa è questa il giorno 17, dove
vedremo se vengono i giovani, insomma, cercheremo di allargare il più possibile. Purtroppo c'è un limite, che sono solo 50 posti e quindi non possiamo rischiare di più, perché c'è un problema del Covid ancora, e quindi l'abbiamo fatto anche di sabato perché non vengono Forse era computate. meglio scegliere una sala più Sì, grande. però intanto l'abbiamo voluta fare alla Camera di Commercio perché è un fatto simbolico. La Camera di Commercio di Agrigento in tutti i ricorsi si è opposta al rigassificatore, e quindi è la dimostrazione che l'ambiente che, diciamo, rappresenta l'economia del territorio e la promozione sociale si è battuta contro. Non è che siamo tutti pazzi. Certo. Parliamo di tutto il consiglio direttivo composto da 11 persone, ha votato la mozione nostra e si è opposto al rigassificatore pienamente, mettendoci anche dei soldi. Quindi è appunto per questo, ieri ho parlato col commissario, l'altro ieri, per dire mi piacerebbe farlo qua perché c'è un fatto simbolico. La Camera è stata attore principale in questa vicenda e vogliamo che, diciamo, si venga rappresentata la speranza che possa anche contribuire. Ho parlato anche con qualche politico che probabilmente verrà, ho mandato documenti perché qualcuno deve essere anche informato. Politici navigati Certo. ne sanno poco di questa cosa. Allora, dobbiamo anche capire, secondo me, perché una cosa che un governo di destra faccia queste cose, ma la cosa che è molto strana è che la sinistra, quindi il PD, sia a favore del rigassificatore. Questo è insopportabile, che un partito progressista possa essere a favore del gas, che finirà nel 2035 definitivamente, quindi noi faremo un impianto in Portemone, un impianto che poi, non, per il quale non c'è nessun impegno per lo smaltimento. Noi infatti abbiamo detto in passato, è disponibile l'Enel Nuova Energia a fare una fideiussione di 1 miliardo di euro per lo smaltimento di un impianto di 8 miliardi di metri cubi, che, diciamo, è cemento, invaderà una zona. Quindi, a meno che non vogliamo accettare il fatto che poi restino gli scheletri, come è accaduto con la Monte Edison e con un malinteso senso di sviluppo, perché la chimica è arrivata in ritardo ad Agrigento quando già stava per finire. E queste cose, e ancora quell'ambiente non è stato ancora ripulito, risanato, perché vorremmo anche sapere che fine hanno fatto le somme destinate al risanamento di Porto Empedocle. Nessuno ne sa niente. Allora, il problema oggi è, per il futuro non solo nostro, insomma, abbiamo un orizzonte certamente limitato, ma i ragazzi cosa devono pensare di questo tempo? Che eravamo tutti pazzi? Certo. Che eravamo tutti incompetenti? Va bene, penso che eravamo tutti fuori con lo sguardo altrove? Non penso che sia un bel messaggio quello che stiamo dando adesso, che la politica sta dando ai giovani. Allora penso che, insomma, che abbiamo parlato in questa prima puntata di questo problema, abbiamo presentato il movimento, giorno 17 farete questo incontro alla Camera di Commercio, noi saremo presenti a fare il nostro lavoro, per cui, diciamo, ci aggiorniamo successivamente con una serie anche di appuntamenti televisivi per aggiornare, diciamo, l'opinione pubblica su quello che ci sarà, su quello che speriamo che non ci sarà, che è il rigassificatore, che questo progetto, anche grazie alla tua volontà, al movimento e a tutta l'opinione pubblica, diciamo, possa in qualche modo stopparsi. Grazie Alessio. Grazie a te. Noi ti ringraziamo i nostri telespettatori per la cortesia che hanno avuto nell'ascoltarci. La trasmissione sarà inserita anche nel nostro canale YouTube, per cui, diciamo, si può vedere anche sul canale 92 del Digitale Terrestre. Grazie e una buona serata. Buona serata. Alessio.